Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questa giornata di martedì 25 febbraio 2020 e cosa possiamo attenderci dagli influssi astrali che riceviamo in questo giorno. Prima però vi invito, come di consueto, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questa giornata dunque sorretta da Marte, il cui influsso appunto predomina rispetto agli altri dominatori e che ci accompagnerà con la sua energica spinta durante tutta la giornata, prevede appunto una giornata all'insegna delle molte iniziative, dei molti impegni e forse di qualche piccola lotta e, perché no, qualche preoccupazione. La giornata apre comunque con la costellazione Acquario, quale stella capo del giorno, vale a dire la prima costellazione visitata dal viaggio della Luna nell'arco della giornata, seguita poi dalla costellazione Cancro. Dunque ci troviamo con alcune impressioni astrali molto importanti che però sono disarmoniche. Abbiamo infatti Marte che indirettamente porta con sé i valori della costellazione Ariete e della costellazione Scorpione, dunque abbiamo fuoco e acqua. Il dominio mensile che appartiene alla costellazione Pesci, acqua, e andiamo a rafforzare dunque qui la parte più diciamo occulta, ehm, più riflessiva, introversa di questo Marte, più vendicativa, diciamo così, e dunque questo potrebbe appunto emergere come aspetto più preponderante in questo giorno. E ci ritroviamo poi Acquario, vale a dire una costellazione d'aria, seguita dall'opposizione di Cancro. Oggi molto forte dunque l'acqua, solo che emerge in aspetti un po' meno favorevoli. Dunque sull'onda dell'emotività potremmo essere un po' vendicativi in questa giornata, ma possiamo anche dire che questa giornata potrebbe portare dei momenti di prova, qualche sacrificio nell'ambito della famiglia o comunque in particolare connesso al femminile della famiglia, del ramo familiare. È un altro aspetto che può anche portare appunto in luce alcune disarmonie collegate anche all'ereditarietà di tipo familiare, soprattutto appunto del ramo femminile. Di per sé una giornata comunque abbastanza favorevole, non splende rispetto magari ad altre giornate, ma come ripeto potrebbe portare alla luce questioni irrisolte oppure emotive connesse a gelosia, possessività nei confronti del partner o di qualcosa che stiamo costruendo, magari con fatica e sacrificio. È possibile che ci venga un po' il desiderio di vendicarci in questo giorno, proprio perché l'influsso marziano non farà a meno di influenzarci in questa direzione. Attenzione soltanto a qualche possibile caduta oppure qualche piccola perdita in commercio, dunque cerchiamo di valutare bene eventuali acquisti, investimenti oppure se la nostra attività prevede la vendita o mettere appunto a disposizione dei servizi, accertiamoci di chiedere il giusto prezzo e di non regalare via il lavoro perché appunto potrebbe corrispondere a una piccola perdita. Però c'è anche da dire che la giornata magari offre la possibilità di appunto avere una piccola perdita, ma ha anche la possibilità di fare qualche buon guadagno. Dunque è altalenante, e sicuramente l'esito di questa giornata e molto dipenderà dal nostro sangue freddo, dalla nostra capacità di restare centrati. Bene, non ho indicazioni particolari per i vari fluidi e scusatemi, per i vari elementi,
perché appunto è molto variegato e sono presenti quasi tutti a livello di influsso principale, dunque possiamo dire che bene o male tutti quanti, in base comunque alla predominanza del proprio elemento, reagiremo in maniera differente, ma seguendo abbastanza coerentemente le indicazioni che ci provengono da questo giorno. Ricordo comunque che siamo in luna crescente, dunque è un ottimo momento per lavorare sui nostri progetti, per mettere alla luce nuove intenzioni e nuove possibilità, e dunque diamoci da fare perché abbiamo dalla nostra una spinta crescente molto favorevole. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Con affetto dalla vostra Hilde.